La dipendenza da gioco è un fenomeno più diffuso di quanto si pensi fra i giovani e i giovanissimi. Il problema è serio e sottovalutato. Se ne è parlato questa mattina a Chiavari nel corso del convegno organizzato dall'Istituto Caboto sul tema Nella gabbia del gioco, scuola e società si interrogano. Il dato riportato dagli esperti è allarmante. Nel corso dell'ultimo anno circa la metà dei ragazzi sotto i 17 anni, il 47%, ha giocato almeno una volta. Le conseguenze sulle famiglie sono pesantissime. Drammatiche perché, primo discorso, il giocatore spesso non si vuole far aiutare. Io smetto quando voglio, questa è una parola classica, no? Per cui non si vuole, se non si fa aiutare non ne esce. Ed allora la prima difficoltà è quella di trovare e di convincerlo a farsi aiutare, perché è un ammalato. Perché il giocatore si porta con sé alcune cose che sono classiche. Essere un mentitore. Per nascondere la sua patologia continua a mentire. Essere un distruttivo in termini economici. Ed essere un distruttivo anche nei confronti delle relazioni. Gli strumenti per farsi aiutare ci sono, ma i giovani che si rivolgono agli enti sono pochi. È difficile trascinare un ragazzino che venga al CERT, perché il CERT come connotazione ha quello legato alla tossicodipendenza, quindi è visto male dai ragazzini. E secondo perché i ragazzini giocano soprattutto sul discorso su internet, sul web. Quindi in casa loro probabilmente tante volte anche i genitori sono all'oscuro di questo fenomeno. I ragazzi arrivano al CERT quando la situazione si fa ancora più grave, con lo sviluppo di patologie associate all'utilizzo compulsivo dei giochi come psicosi o taglio netto delle relazioni sociali. Ma i segnali sono quelli appunto di, vedi, il figlio, la figlia che sia, che comincia a ritirarsi, a uscire poco, a frequentare poco le attività che frequentava fino a poco tempo fa, che possono essere quelle sportive, vedersi con gli amici. Poi ci sono degli step più avanzati, se per caso cominciano a sparire delle cose in casa, e il consiglio è soprattutto quello poi di parlarne con i figli, ecco, perché questa è la cosa più importante, non lasciarli soli, ma starli vicino parlandoli